passato, sono un vecchio ambientalista, ma da 40 anni mi occupo di emergenze ambientali e devo dire che la situazione attuale è la peggiore che ho vissuto da 40 anni a questa parte. Detto questo, il discorso relativo agli usi civici per me è stato importante perché mi ha permesso col comitato di cui facevo parte delle Speciose di vincere la battaglia contro la mega discarica di Begaderetta proprio grazie agli usi civici. Purtroppo quella discarica si è spostata a 300 metri, 400 metri di Decimomano e stiamo facendo la battaglia dopo 10 anni nuovamente a Decimomano, con gli amici sono qui presenti. Allora, vorrei fare un discorso, sembrerebbe strano, un discorso storico. Qual è questo discorso storico? La Sardegna è terra di conquista. Sono arrivati i Punici, i Fenici, i Punici, i Romani, i Pisani, gli Aragonesi, eccetera, terra di conquista, i Piemontesi. E adesso arrivano i cinesi, ma non è che vogliamo fare un discorso razzista, certamente arrivano i continentali, come noi usiamo dire, ed è in corso soprattutto la cosa più grave, il sacco del nostro territorio. E quindi sia da ambientalista, ma soprattutto da sardo, che ha nel cuore la tutela del proprio patrimonio naturale, culturale, storico, tutto quello che è il nostro ambiente, anche lavorativo, perché non dedichiamo anche questo aspetto. Allora, è in corso questo sacco del nostro territorio. Purtroppo il sacco del nostro territorio avviene con l'avallo delle istituzioni, questa è la cosa gravissima. La situazione attuale è una situazione molto grave, basta citare quello che sta succedendo a Porto Torres, dove lì qualcuno andò, il caro nostro governatore, a parlare benissimo di quell'obbrobrio che sta succedendo, di quella grave situazione che si sta verificando a Porto Torres, e parleremo di questo, anche perché a metà dicembre vorrei che ci fosse anche tu, noi faremo una conferenza stampa non soltanto sulla chimica verde, ma a 360 gradi su quella che è la green economy in Sardegna. Quindi parleremo di eolico, parleremo di centrale biomasse, parleremo di fotovoltaico, tutte quelle che sono le emergenze e il consumo dei suoli. Il discorso è un discorso perverso quello attuale, perché a fare il discorso relativo a questa giunta regionale non dimentichiamo quello che sta succedendo col piano paesaggistico regionale, con la legge Scempia-Stagni, che tu conosci bene, no? Che si permette lo sfondamento nella fascia di 300 metri delle zone umide, per quali motivi si sa quale, oppure la legittimazione degli abusivismi edilizi, dove purtroppo si mette in causa anche gli amici di Testimonzos, che sono persone che hanno costruito per povertà, però si è poi collegato il discorso anche agli abusivismi da villette in Ogliastra, quindi c'è tutto un discorso che va visto, c'è quindi legittimazione dell'abusivismo, dell'illegalità, uso questo termine. Detto questo, entriamo nell'argomento specifico. Allora, cominciamo col fotovoltaico, visto che si è parlato di questo argomento. Allora, in Sardegna abbiamo 403 megawatt lordi e circa 15.000 impianti. Allora, sappiamo bene quello che è il conto energia. Sono stati stanziati 6 miliardi e 700 milioni. Oggi siamo a un consumo di circa 6 miliardi e 156, siamo a questi livelli. Si ipotizza una fine del quinto conto energia agli inizi del 2013. Allora, cosa succede? Che quindi c'è questa necessità di andare assolutamente praticamente a cercare di quello che manca ancora deve essere appunto utilizzato nel più breve tempo possibile. Ecco perché stanno nascendo come funghi questi impianti di fotovoltaico. Grazie ai nuovi invasori, io li chiamo tali, imprenditori continentali e non solo, fra l'altro che porta poi a un consumo insostenibile dei suoli, questa è la cosa più grave. Abbiamo già citato, l'amico ha parlato dei casi di Nagolia, dei Corsoni, di Villasol, ma tanti altri esempi ci sono. Il problema qual è? Che finito il quinto conto energia, allora dovremo fare una scelta. Qual era la scelta? Che a un certo punto dovrà reggersi da solo praticamente il fotovoltaico. Allora a questo punto volevo darvi, non so se lo sapete, ma è una notizia recentissima, il WWF la settimana scorsa ha presentato un progetto è legato alla grid parity. Praticamente cosa vuol dire? Che l'energia prodotta dal fotovoltaico ha lo stesso costo dell'energia tradizionale. È un progetto, una joint venture fra il WWF e Unicredit e con una società che si occupa specificatamente del fotovoltaico. Si chiama Officine Verdi questo progetto. Praticamente il costo dell'energia sarà di 0,09 kWh, compresi gli oneri annuali e il costo di impianto, quindi questo è già un progetto innovativo. Avrà una capacità produttiva che è oltre il 10% in più rispetto alla media di mercato, tempi rapidi di installazione, quindi con
20% in media e in meno rispetto a quella che è l'attuale situazione, e con un tasso di efficienza energetica dell'86%. Adesso non so quale sia l'efficienza energetica degli impianti previsti in Argolia, quanto siamo? 40, 30, 20? Ecco, no, praticamente quanto siamo? Non quello produce al 100% delle potenze in casa. No, ma non credo che sia, l'efficienza energetica non può essere al 100%. No, non dipende da cosa la rete. Dipende da cosa è l'efficienza energetica. C'è quella della cella, c'è quella del fornello e c'è quella dell'impianto. Proprio perché non è una serra, ha un'inclinazione da quanti gradi, Pietro? 30? Perfettamente a sud, cioè da quel punto di vista io so che c'è un livello di efficienza, guarda, ti dico, questa è la più effettiva di eccellenza, siamo all'86%. Io so che appunto sopravvivono grazie agli incentivi, almeno quello si dice, un motivo ci sarà, quindi se gli incentivi, quindi quella è la sostanza. Poi eventualmente vediamo un po' questo aspetto tecnico. Poi c'è un'altra questione, quindi per quanto riguarda invece gli impianti a biomassa, vorrei fare un discorso che va più lontano a quella che è stata la posizione, la conferenza dell'ONU del 1996 e della FAO del 2009, dove si parlava di un dimezzamento delle persone che affamate, questo è un termine brutto ma è quello, si doveva passare da 842 milioni alla metà, circa 412 milioni di persone, con una media annua di una diminuzione di circa 31 milioni, oggi siamo a 1 miliardo di persone che sono sotto il livello di sussistenza. Questo da cosa è dovuto? Chiaramente questo è dovuto alle politiche delle potenze industriali e delle multinazionali che tu hai citato prima, che tendono ovviamente al prosciugamento delle risorse, quindi delle materie prime, quindi il problema di alimentare, comunque di sostenere queste popolazioni che vengono chiamate al terzo mondo, almeno sembrano un termine vergognoso comunque, però sostanzialmente questa è la situazione e quindi siamo a questi livelli. Allora qual è il paradosso di cui si è parlato prima? Allora che il cibo non viene più utilizzato per fini alimentari, pur avendo necessità estrema, ma per produzione di energia. Fra l'altro queste sono le stime di mercato, entro il 2020 avremo 40 milioni di ettari dedicati appunto a al cibo non utilizzato per usi alimentari, ma per fini energetici. Il problema dell'Italia è un problema ancora più complesso, perché anche l'Italia non ha la sufficienza alimentare. Ho visto alcuni dati, negli anni 30 c'erano 40 milioni di abitanti, 28 milioni di ettari di superficie agraria e forestale, con un utilizzo del 94%, circa 0,71 per abitante di ettaro per abitante. Adesso oggi abbiamo 60 milioni di abitanti, 16 milioni di ettari di superficie agraria e con una efficienza del 55%, quindi siamo in una situazione veramente difficile. Allora qual è il problema? Che attualmente qual è il discorso? Qual è? La resa. Sì, ormai si sta parlando di rese e quindi la resa vuol dire i terreni. Allora per avere una certa resa sappiamo bene che per un impianto di 1 megawatt occorrono 300 ettari di terreno a monocultura. Adesso pensiamo soltanto alla questione di Porto Torres, dove ci sarà una centrale da 135 megawatt, quello vediamo. E quindi ovviamente per avere una resa abbondante, quindi ci sarà inquinamento del suolo, delle acque, perché sarà necessità di erogazione di pesticidi, fertilizzanti e cose varie, quindi questo è un altro problema. La posizione del WWF su questa questione, vorrei cortesemente, però noi siamo d'accordo per quanto riguarda l'impianto di biomasse e anche per il fotovoltaico, per quanto riguarda gli impianti a biomasse, di quando si tratta di impianti che arrivano a 20 al massimo 50 kWh, allora siamo d'accordo. Quando gli impianti cominciano ad avere invece superfici oltre 200 kW, allora è un problema da vedere. Fra l'altro io so che c'è una bassa efficienza energetica, che siamo anche sotto il 40% per quanto riguarda questi impianti, e il discorso degli incentivi è stato già tirato fuori, che quindi prosperano, qual è il motivo? Con un'efficienza sotto il 40%, quindi sono incentivi che garantiscono questa situazione. Volevo tornare un attimo alla centrale, alla chimica verde, ma appena per quanto riguarda la centrale di Porto Torres, che prevede 135 megawatt. Saranno necessari 8-10 mila ettari per il mais, addirittura si parla di 230 mila ettari, non solo a questo punto, per il cardo, perché sarà una monocultura a cardo allucinante, che fra l'altro ha una resa medio-bassa dal punto di vista energetico, e quindi saranno necessari almeno 500-600 mila tonnellate annuali per poter garantire la sopravvivenza di questa mega centrale. Questo quindi sono dati. Il problema che abbiamo affrontato col comitato Biogas di Decimo Puzzo, di cui WWF si onora di far parte, perché
ha capito anche la situazione, la battaglia legittima di questo comitato che si è visto espropriato di un terreno, del territorio, anche purtroppo grazie, non voglio dire connivenza perché è una parola troppo brutta, ma sicuramente con una certa rilassatezza da parte delle istituzioni locali, uso questo termine forse molto morbido, perché non è possibile che una conferenza di servizi si faccia a gennaio del 2012 e poi la popolazione venga a essere a conoscenza del problema a ottobre, è una cosa vergognosa, che fra l'altro loro sono anche in fase di scoping per quanto riguarda la valutazione ambientale strategica per il PUC, da adeguarsi al piano regionale, al PPR, esatto, adesso non ricordo questo termine, dove è stabilito esattamente questo, che la popolazione deve essere edotta di tutte le attività legate al territorio, soprattutto per quanto riguarda questi aspetti in un territorio a vocazione agricola come quello di Decimo Fuzzu. Quindi è fondamentale l'informazione della comunità. Il discorso che si è fatto poi del digestato, si è parlato anche del digestato, allora penso che tutti sappiamo, anche per aver letto, ma non solo, la presenza nel digestato dei famosi batteri che sono i clostridi, che si pensa, questa non c'è sicurezza su questo, ma si pensa che siano una delle cause che hanno portato alle morti in Germania tempo fa, ed è questo uno dei motivi per cui in Emilia Romagna, come abbiamo detto più volte, poi eventualmente discuteremo di questo aspetto, in Emilia Romagna è stato vietato l'utilizzo, c'è proprio un piano di divieto, in questo piano viene vietato l'utilizzo delle centrali biomasse nelle zone del Parmigiano Reggiano, quindi dopo, quindi c'è proprio questo divieto, un motivo ci sarà. E allora mi chiedo perché a Decimo Fuzzu, che è un'area a vocazione agricola con prodotti dopo, ecco, viene fatta una centrale biomasse in quell'area, e non solo, perché c'è un discorso legato, io lo chiamo triangolo del Bermuda, perché Valle Hermosa, Villa Sole, il Decimo Fuzzu, tutti quanti si stanno condensando, questi impianti, mega impianti, torri e altro, si stanno condensando tutti in quell'area lì, e questo è già di per sé un aspetto che va preso in considerazione. Fra l'altro non si è pensato anche alle emissioni, tu ne sai forse sicuramente meglio di me, quello che dai cogeneratori, l'emissione di polveri sottili, il PM10, anzi il PM2,5, e tutti gli ossidi di azoto e compagnia bella. Per un altro aspetto che probabilmente è stato poco considerato anche per queste centrali, bisogna sfatare, secondo me, la correlazione dell'abbattimento del CO2 con le centrali biomasse. Mi spiego meglio, perché si dice sempre che dalla combustione del metano hanno la produzione di CO2 più acqua, quindi che viene fissata nella fotosintesi, quindi è una cosa pulita, è una situazione pulita. Quello che invece non viene considerato è tutto quello che è legato al consumo nocivo, e parlo della produzione delle biomasse coltivate, quindi trattori, fertilizzanti, taglio del cippato, trasporto di biomasse e consumi energetici per la gestione degli impianti, il metano che fuoriesce dagli impianti, oppure nel pre-stoccaggio o nel post-stoccaggio viene appunto si volatilizza, e quindi il metano sappiamo bene che è uno dei gas climalteranti, quindi alteranti, quindi c'è qui anche questo problema. Questo non viene considerato, si dice a CO2, qui è una energia pulita, tranquilli, non avremo problemi. Questo l'ha detto anche Capellacci nel suo incontro, nella sua... Guarda, me lo devo leggere, ve lo devo leggere perché guarda, questa cosa veramente mi fa girare in maniera spaventosa. Questo fermo restando che brucino il cardi e il mais. Poi torniamo anche al discorso dei termovalorizzatori, perché c'è tutto un discorso legato. Allora, le parole di Capellacci. Un progetto innovativo proprio della chimica verde, parlo qui in Portogallo, un progetto innovativo che rappresenta una grande opportunità per la Sardegna e per il territorio, non solo per i risvolti occupazionali, ma anche per le possibili interazioni con la ricerca e il settore agricolo, così Capellacci. Un progetto, ha evidenziato il governatore, che ben si inserisce nel contesto delle politiche regionali finalizzate a promuovere imprese e lavoro nel rispetto del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico. Poi torno su questo punto. E che ruotano intorno al progetto Sardegna CO2 zero, con il quale miriamo a produrre energia da fonti rinnovabili per almeno il 20% entro il 2020 e il 35%, eccetera, eccetera. Allora, il nostro patrimonio ambientale, allora, fra l'altro stanno facendo, ci sono 1200 milioni di investimenti in quell'area,
500 milioni saranno riservati, una parentesi, 500 milioni riservati alla bonifica, però si dimentica che per la bonifica erano previsti 1500 milioni per quell'area, ecco, e allora prima di fare comunque un'attività, una mega attività in quell'area, fare una bonifica, ecco, c'è una situazione di inquinamento della falda spaventosa, e ci vorranno decenni prima di recuperare quell'area, poi fra l'altro l'acqua dalle falde, da dove la tirano fuori? Che poi un altro aspetto che riguarda la produzione di carne, si è parlato di 200.000 ettari, che è una cosa insostenibile, e fra l'altro siccome non si potrà garantire quella monocultura in Sardegna, è previsto nel progetto che arriveranno con le navi, quindi qui c'è un altro discorso quindi legato alla... Perché nella conferenza dei servizi c'è anche questo aspetto. Il discorso è che loro hanno puntato tutto sui cardi, hanno detto tutto verrà alimentato con questi cardi, cioè che poi il cardo, che non siamo mica scemi, sappiamo bene che una coltivazione dei cardi danneggia, impoverisce irrimediabilmente i territori agricoli, dopodiché sono morti, si possono decretare morti i territori lavorati a cardi, usati per i cardi. E in ogni caso, siccome loro hanno la consapevolezza che questa è una bufala, che è una falsità, perché mai coltiveranno i cardi, perché importeranno tutta questa struttura della chimica verde, l'abbiamo detto in altre occasioni, punta all'importazione di rifiuti, perché il grosso business è lì, è nell'importazione dei rifiuti. Tant'è vero che nella conferenza dei servizi, che pensavano questi signori che l'hanno firmata a Roma, in testa al nostro presidente alla Sardegna, dicono che praticamente 3 centrali sono alimentate a biomasse, però siccome potrebbero non essere sufficienti, allora si prevede il 4° polo alimentato a FOC. Esattamente. Che? Sufficienti a cosa? A FOC. No, sufficienti a cosa? Sufficienti ad alimentare le macchine della chimica verde, cioè non saranno sufficienti con tutta probabilità, per cui buttiamo le mani avanti e mettiamo per iscritto e firmiamo che i cardi e le biomasse vengono equiparate a rifiuti altamente tossici e dichiaratamente cancerogeni. Questo l'hanno scritto e l'hanno firmato. Sì, questo è previsto, infatti di fronte a una centrale da 75 MW, questa del cancerogeno accertato la cancerogenicità. Rubo, scusatemi, sì. Lo sto leggendo da un progetto che è nel sito della regione e tutto, quindi non mi sto inventando niente. Tralascio tutti gli articoli e arrivo all'articolo 2, definizioni. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni. Per biomassa si intende qualunque materiale organico privo di inquinanti chimici che può essere utilizzato direttamente come combustibile, ovvero trasformato in combustibile solido, liquido e gassoso. B. Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Boh, dopo comprendo la cosa, che a volte bruciare tutto. Certo. È scritto. Certo. Così è. Quindi il business si fa con i rifiuti. Certo. Quindi il cardo e il mais è una cosa per la carotina iniziale. Allora, nel progetto è previsto l'impianto a griglia. L'impianto a griglia sapete per cosa viene utilizzato? Per le ecoballe, e quindi già si capisce qual è il futuro di quella centrale. E poi l'altra storia della, scusami se adesso interlocchiamo un po'. Dietro la chimica verde non solo c'è l'importazione dei rifiuti, che è perfettamente in armonia con tutto il progetto che cioè esiste un progetto unico per la Sardegna, non è un discorso Decimo Puzzu, Narbolia o Porto, esiste un progetto generale totalizzante per la nostra isola, dove praticamente delle popolazioni non si ha il minimo rispetto, perché il fatto di essere anche demograficamente pochi è diventato penalizzante, nel senso che possiamo morire, anzi disturbiamo pure. Per cui tutto è in armonia, ma dietro tutte queste nefandezze c'è il problema dell'acquisto delle terre. Io lo dico in tutte le situazioni, perché già l'ENI, la multinazionale tedesca E.ON, per non dire di tante altre, hanno lanciato la campagna d'acquisto dei nostri terreni agricoli, che poi il discorso delle serre, tutte queste cose qui, ma serve soprattutto per un progetto futuro, quando praticamente si creerà un regime monopolistico per la gestione dei prodotti agricoli, e poi in certe aree
del mondo, anche come in Africa, quello è certo, quello che sta sotto, nel sottosuolo, le risorse del sottosuolo, e questo avviene molto in Africa, perché ormai l'Africa l'hanno quasi completamente comprata, indiani, cinesi, ma noi, mentre stiamo pensando all'Africa, che ci sembra quella un'operazione molto distante, sta avvenendo in Sardegna. Stanno comprando, per cui bisogna veramente portare avanti una battaglia perché la nostra gente non si disfi di quel terreno ritenuto così improduttivo, perché questo è un particolare che ho dimenticato io, è importante. Sì, perché noi importiamo in Sardegna l'84% dell'agroalimentare che consumiamo, perché coltiviamo soltanto il 16%, e siccome si sa che nel prossimo futuro l'agroalimentare aumenterà di prezzo e ci sarà carenza, si sta cercando terreni, appunto. Certo. E noi quando li cercheremo, quando ci accorgeremo che ne avremo bisogno, li avremo già persi. Ma è quello che è successo in Corsica. In Corsica, in un periodo di grandissima povertà, la gente cosa ha fatto? I contadini cosa hanno fatto? Hanno venduto le loro terre a 0 franchi all'ora. Per cui una volta che le hanno vendute, olandesi, francesi, tutti, adesso i Monti che dice comprate, venite in Italia e in Sardegna a comprare perché si compra per poco. Certo, ma quando è successo in Corsica la gente ha venduto, ma quando hanno preso consapevolezza che comunque quel popolo non poteva sopravvivere senza il suo territorio, cosa hanno fatto? Sono passati alle bombe, stanno tirando su la seconda villa, boom, e salta in aria. Noi però stiamo attenti, queste cose le dobbiamo dire. Nel territorio nostro questa cosa va assolutamente propagandata, perché piangeremo domani. Oggi si vende un terreno, ebbene ti fai 15.000 euro, 40.000 euro, perché poi c'è stata una lievitazione dei costi dei terreni agricoli, per cui se il prezzo di mercato è di 15.000 euro, arrivano addirittura a 40.000. E con la miseria che c'è qui da noi si vendono, ma bisogna frenare questa ondata, scusami. Poi qualche giovane, sì, sto terminando. Sì. No, il problema è un altro, che secondo me dovremmo anche avere un incontro con le associazioni di categoria, perché a quanto mi risulta la Coldiretti e anche le altre associazioni sono abbastanza favorevoli un po' all'uso energetico delle risorse, e quindi quindi mais e altre per uso energetico e non per uso alimentare. Quindi non sarebbe il modo più facile per dire ai contadini: noi siamo contadini, così vi salvate, avete la pagnotta. È un discorso però va affrontato un discorso critico, va per forza che noi dobbiamo assolutamente anche confrontarci con le associazioni. Le categorie sono rappresentanti di una certa politica, non comunque rappresentano il mondo contadino. Perché noi siamo contadini e quindi io mi picco di dire che non sono rappresentata da voi. Perfetto. Certo, su questo siamo. Allora, termino soltanto con una cosa che riguarda un po', sapete tutti quanti, ahimè, dalle nostre bollette dell'adeguamento tariffario, no, che ci è costato 4 e qualcosa percentuali, riguarda la famosa A3, no? Gli oneri generali di sistema sostanzialmente. Allora, di questi oneri, che sono stati gli incentivi per le rinnovabili, ma non solo, perché gli incentivi previsti da questi oneri per le rinnovabili sono intorno all'86%, il 13% è ancora assimilate alle rinnovabili. Quali sono le assimilate alle rinnovabili? Sono, sapete benissimo, no? I termovalorizzatori, ecco dove il rischio forte, ancora siamo al 13%. Allora, negli ultimi 20 anni 35 miliardi sono finite nelle tasche dei gestori di questi impianti. Questa è un'altra cosa, anche se adesso per fortuna si è modificato questo aspetto. Se sino a 1 o 2 anni fa erano i 4/5 degli oneri di sistema che devono finire nei termovalorizzatori, adesso per fortuna è scesa moltissimo questa questione. Però teniamo conto di questo aspetto, il rischio che le centrali a biomasse diventino poi dei termovalorizzatori è da mettere in conto, e come sarà anche per l'impianto di Porto Torres, dove è previsto l'impianto a griglia che viene utilizzato, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda le biomasse, e questo grazie al famoso CIP6 del 92 che per 20 anni ha foraggiato i termovalorizzatori e tutto quello che c'è intorno, e le ecomafie, diciamocela. Grazie.